parte l'instancabile energia dei giovani di Mister Landi, dall'altra l'esperienza a servizio di Donisi. Due squadre distanti a livello anagrafico ma vicine sotto l'aspetto qualitativo. Da Udino Baggio per Roplos, benvenuti al Palafranchetti per Mestre Fenice Montello. Leandrino alza la testa e guarda Coppe, il contromovimento del 19. Poi controlla e si prepara al destro in diagonale. Nicolati, a partire il Montello. Eppa a destra. Di prima Leandrino che punta Guariento, se la sposta sul mancino! Non arriva in tempo a coprire il suo palo Mattia Baldresca e Leandrino fa 1-0 Montello al Palafranchetti. Coppe, Bonazzo, stop and go e va via su Palma a destra. Bonazzo, mezzo pallonetto. Temporeggia Coppe, il raddoppio di Leandrino. Fuori per Pettenò con il destro. Violento, minuto al termine del primo tempo con il Montello ancora avanti 1-0. Leandrino intanto a portare via questo pallone, accelera su Franzoi. Leandrino prova il 10 con il destro a fil di palo. Coperto e sbilanciato il Mestre Fenice, quindi Tacca può andare a sinistra, c'è Leandrino. Tacca, l'appoggio per Coppe, controllo Coppe sulla linea Bellu, che può far male come visto in altri precedenti. La conclusione di Schiavinato con lo stinco Epp. Poi Leandrino vince questo ripallo, lascia a terra Franzoi. Va al numero 10, ancora con il sinistro, palo, respinta di Nicolati, esterno, 34 al termine, ancora Montello avanti 1-0 con il gol di Leandrino. Palma intanto accelera su Eppe e lo salta di fronte a Robazza, il pallone che era destinato in porta, salvataggio incredibile di Bertoni. Batte l'11, fuori dal 7 Franceschini, Pettenò, la sponda per l'arrivo di Guariento! Un gol da card, quello di Guariento! Schema eseguito chirurgicamente, mancino impeccabile, imparabile. Ci vorrebbe un palla Velox per il missile all'incrocio dei pali. Un'altra perla di Guariento, 1-1 al Palafranchetti a 1:30 da fine primo tempo. Schiavinato di prima, stop di petto a Bellu, va via Bellu, accelera sulla destra, Bellu in diagonale, terra Guariento. Baldresca decide comunque di giocare per Schiavinato, il controllo del 10, poi litiga col pallone Nicolati, Leandrino tiene bassa questa palla, ancora una volta il 10 Leandrino, 2-1 Montello, sempre lui. Tacca di prima per Leandrino, non precisa questa palla, quindi Franceschini dentro da Franzoi che si fa anticipare da Coppe d'esterno, lascia il numero 9, tacca! E in 2 minuti il Montello va avanti di 2, fa vedere tutta la propria forza al Palafranchetti, 3-1. Baldresca, Palma, il taglio laterale di Pettenò, servito, Pettenò con il destro! Un altro missile! Li fa solo bellissimi il Mestre Fenice, torna in partita con il gol di Pettenò. Bonazzo va a puntare, ne ha 2 su di lui Bonazzo, cerca il dribbling, poi con il tacco passa su Nicolati, Baldresca in 2 tempi. Pettenò aspetta un po' troppo, quindi Leandrino fa ripartire Coppe da solo. Coppe può andare di fronte al Baldresca con il petto, prova a passare ma Guariento è granitico nell'intervento e quindi può ripartire il Mestre Fenice. Guariento, il tocco per Schiavinato, sterza, rimpallo, Robazza. Leandrino, Bergamo gli soffia via il pallone, poi la perde, Tacca, prova ad andare via su Bergamo, Robazza, corner, poi Tacca con il tacco per l'arrivo di Nicolati, sbaglia, poi Tacca da terra, fallo ma c'è vantaggio, Bellu, conclusione, ci mette il piede, anzi l'esterno del piede, vivissima ancora, solo un gol di vantaggio a parte del Montello, va con il destro, Epp non trattiene Baldresca, poi lascia stilare questo pallone Bergamo, attenzione, Leandrino con il tacco, ci prova 2 volte Baldresca, salva Schiavinato. Bellu si accentra, Guariento, una finta, Guariento, di quanto è uscita, Guariento, Franceschini, ancora Guariento, strozza questo passaggio, Leandrino non ne può approfittare, tripletta di Leandrino, Montello che sfrutta questa palla regalata da Guariento. Schiavinato da solo addosso a 2 maglie bianche, Schiavinato però resiste e porta palla sulla destra, Franzoi, Eppe con l'intervento, Franzoi appoggia Schiavinato, non muore mai il Mestre Fenice, esattamente 50 secondi al termine, Franceschini 10 secondi al termine, Guariento, Schiavinato di prima sbaglia e quindi Epp va direttamente in porta, il gol del numero 2 Michael Epp che chiude definitivamente i giochi al Palafranchetti, 5-3 Montello. E allora con qualche secondo d'anticipo si chiude il match dell'11ª giornata tra gli applausi del pubblico di casa che riconosce ai ragazzi di Mister Landi il merito di aver dato tutto contro un Montello che seppur soffrendo mantiene il controllo della gara e porta a casa i 3 punti, si tiene anche stretta la prima posizione in classifica. 3-5 il risultato finale.